L'azienda è nata nel 1972 da mio papà e mia mamma. Mio papà a quel tempo era un dipendente e il titolare ha detto: io smetto, se vuoi gestirlo tu lo puoi fare, e lo ha fatto. Quegli anni si lavorava solo col pane, passando gli anni ha iniziato a lavorare con i supermercati, ha aperto il negozio, dopo sono entrato io come collaboratore familiare, ho iniziato a fare un po' di pasticceria secca, c'è stato il boom quando abbiamo iniziato a fare le sfogliatine e adesso siamo quasi 22 persone, facciamo pasticceria fresca, secca e pane. Il maestro artigiano, a essere sincero, mi hanno spinto. Ho detto ok, facciamo, prepariamo i documenti, se sono rose fioriranno. Io ho 2 figli all'interno, spero che prendano il mio posto, già lo stanno facendo, però sono dipendenti, comunque penso che nei prossimi anni qualcosa succederà. Con Confracinato io lavoro già da 30 anni, sono ancora dirigente come categoria panificatori. Attualmente sono presidente regionale e vicepresidente nazionale panificatori. Sono cresciuto molto lavorando con Confracinato, posso dire che è una grande famiglia. Essendo grande famiglia, quando si va a trattare con i grandi numeri si porta a casa qualche risultato. Artigiani sempre sul pezzo.